Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Oggi abbiamo ben 6 prove di canottaggio, tra le altre cose. E abbiamo il 2 uomini donne, il 4 uomini donne e l'8 uomini donne. Ovviamente tutto rapportato insomma, al fatto che giochiamo comunque sempre la stessa disciplina in realtà. Vai ragazzi. Proviamoci a battere i maestri inglesi. Non ci credo, partito malissimo. Partito malissimo. Errore colossale di veneziano. Italia in difficoltà. Qua sappiamo che non è il mio sport. Dalla prossima giornata inizieranno più sport cumendiani. Adesso dobbiamo accontentarci sinceramente. Dobbiamo limitare i danni. Dato per fortuna USA non è devastante. No, un attimo malissimo qua. È andato malissimo. Non stiamo andando bene per il momento. Ah, niente, niente. Oggi proprio non c'è. L'Italia non c'è oggi. Stiamo cercando di recuperare, ma le dura. Dai, Cume. Anche qualche bronzo per il totale serve, perché a fine medagliere anche i totali contano. Niente, non riusciamo proprio a prendere il ritmo. Niente da fare. Gran Bretagna, USA, Cina. Gran Bretagna, USA, Cina. E GBR ne farà tante di medaglie. USA, China. E va la prima, adesso abbiamo la seconda. Il 2 maschile. Ragazzi, purtroppo questa giornata ha tanto canottaggio e noi non siamo forti qua. Dai raga, proviamoci. Almeno qualche bronzo. Inizio non bellissimo. Solo nella giornata 5 ci siamo presi una bella medaglia inaspettata. Sì, ma sono troppo forti però, sono veramente troppo forti. Troppo forti sono, ragazzi, troppo forti. O prendi il ritmo o sei fottuto. Dai, Kuma, dai. Niente, non riusciamo a sfondare. Male, male, male. L'importante è che non vinca il team USA. Niente da fare, niente da fare. Gran Bretagna, USA e Cina ancora. Sarà una sequenza britannica, ragazzi.
Con gli USA conquista pronto tante medaglie d'argento, quindi a parità di ori. So cazzi. Ok, finisce il programma dei 2 uomini e donne. Adesso andiamo a canottaggio 4 femminile. Pa, pa, ra, ra. Non riusciamo a sfondare, cioè, questa cazzo disciplina. So we're away on this very demanding stretch of water. This has been an amazing performance to lead at this stage. The early nerves have gone as we head towards. Bisogna partire bene e continuare bene. This race really starts from here. A un certo punto la Gran Bretagna è troppo forte, però. Troppo forte, dai. This is a good performance from Sweden, but can they improve upon third place? Troppo forti i britannici. Almeno un argentino, dai. Stiamo crollando purtroppo. Gli inglesi dopati, cazzo. Niente, non riusciamo proprio a fare un cazzo. Quarti, peccato, anche vicini. Mamma mia, qua tutti i podi uguali purtroppo. Per fortuna che non sono vittoria degli Stati Uniti, e se no ciao. Ok, il maschile 4. Canottaggio 4. Mamma mia. Sono portato solo una medaglia nel giorno 5. Oggi un cazzo. No false starts here in the final at Eton Dorney. This is great rowing. All the pressure going into this final has now been released. They're actually on their game, on the water, and now going through 250 meters. Italy lead the way, quarter of the way through. Stiamo zitti. And Italy are in first place. Great Britain working hard in second place. Time running out for Turkey to improve on third. You can't help but feel this is going to be an interesting second half to this race. Manca ancora troppo. Gran Bretagna sta cominciando a volare. Sta cominciando a volare, è incredibile. È incredibile la Great Britain. No, ma sono troppo forti, dai. Dai, almeno l'argento, almeno l'argento. Almeno l'argento. Non perdiamolo. Non perdiamolo. USA scatenata. USA scatenata. No adesso. No adesso. L'ho perso alla fine. Non ci credo, ho perso la fine. Però ci siamo presi una medaglietta.
Con il cuore abbiamo presa questa. Ok, qui c'è anche il 4 uomini canottaggio. Ultimo 2 medaglie da segnare. Otto donne, dai. Alla fine però sono troppo forti, cioè. Come cazzo fanno io non lo so. Vai. Stunning venue hosting all of the rowing events. Really does look superb. And we're underway. Almeno adesso facciamo bene la partenza. Tutto sta nel ritmo. Italy in first place and looking good. It's second place for Great Britain. South Africa are going hard here. Third place is a very good effort. Well, this could be a terrific final 500 meters as they approach. Non parlo, ragazzi, non parlo. Ci stiamo svegliando. Italy in first place at the midway point. This is turning into a great performance. Great performance from Great Britain to move into second position. USA going hard here. Third place is a good effort. Got to be looking at a gold medal. Sarebbe bello strappare una medaglia ai britannici d'oro, ma guardate lì negli ultimi metri quanto forti sono. È impossibile però, È impossibile. Almeno l'argento, raga. Almeno l'argento. Almeno l'argento lo meritiamo stavolta. E arriva l'argento. Dai, sono medaglie importanti queste. Inaspettate. Ok. Buono, buono, un bel argento. L'oro sembra impossibile, onestamente. L'oro sembra impossibile. Ultima di canottaggio. 8 uomini. Na, 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 na. Vai. Since Beijing, and these athletes now must be ready. Any injuries, any doubts must be shoved clear from their mind. All six moving off the blocks nicely. Non so come fa alla fine ad avere ancora tutta quell'energia. Using all of his muscles to keep that boat moving through the water, and it's running ever so nicely. Well, we're through the early stages of this final. Dai, come proviamoci, proviamoci. Sarebbe un sogno. Italy in pole position to win this race. Britain going for gold. They're in second place. In third place, a good performance from Austria so far. Quello del bisteccone, ragazzi, qua fa le telecronache. Dai Italia, dai Italia. Dai Italia. Mamma mia, stiamo andando bene adesso, però, Calma. Calma. Sarebbe bello proprio alla fine chiudere con un oro. Ti prego, chiudiamo alla fine con un oro. Ragazzi, calma. Ragazzi, calma. Ragazzi, calma. Dai Italia. Ancora una levata. 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 Dai ragazzi. 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 E siamo campioni del mondo. Sul tetto del mondo. Ce l'ho fatta alla fine. Che oro pesante, ragazzi. Che oro pesante. Che cume, ho dato tutto, ragazzi.
was just Ha dato tutto a Veneziano e si gode, raga, e si gode. Oro finale pesantissimo. E andiamo a fare il kayak. Ragazzi, ho fatto una prova, prevedo non proprio una cosa simpatica. Non so cosa sto sbagliando, ma è impossibile. Ecco, subito la porta colpita. Sì, vabbè, impossibile, raga. Non è il mio sport, kayak. No, sono una pippa obesa, sono una pippa obesa. E ti sposti, grazie. Che bello saltarle tutte. Ok. Sì, sì, andiamo così, ragazzi. Purtroppo, ripeto, sono degli sport dove siamo pippe obese, lo sapevo. Qua devo fare al contrario, ma tanto non ce la faccio. Che bello. Ragazzi, questo è un tutorial su come non fare kayak. Speriamo sia un po' più facile su Londra, visto che avremo delle prove anche a Londra. Ma a Pechino ha certe robe che sono impossibili, però. Occhio. Oi. Guardate, tutorial su come non farlo. Beh, visto che tanto le medaglie sono uguali sia al maschile che al femminile, questo gioco, ecco, io direi di farne solo una e dare le doppie medaglie, perché è veramente un supplizio, ragazzi. È un supplizio veramente importante. Sono arrivato campione del mondo. Individuale! Disastro. Il Giappone si prende 2 ori così, eh? Complimenti a loro, che culo. Che culotto. Giappone. Canada e Belgio. La Francia rimane fuori dai giochi, cioè la Francia è in crisi nera, eh. Mo raga, ci andiamo per BMX perché abbiamo capito che il kayak non è proprio il mio sport. Ragazzi, BMX femminile per qualificarci alle semifinali. Speriamo bene, ma ragazzi. Che disastro, ragazzi, che disastro il kayak. Ok ciclisti, blocchi di partenza, ciclisti pronti, attenzione ai cancelli. Via! Vai, 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 si parte, si parte. No. Dai, almeno la qualificazione. Ma che cazzo c'ha? Oi! Buono, 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 buono. Perfetto, dai come. No, ho sbagliato. Dai come. Le qualificazioni sono nostre. Salto fantastico! Salto incredibile! Mamma mia che cume, signori. Un super cume nelle qualification. Rettilineo finale! Ok, qualificate le semifinali. Eh. Nuovo record! Va bene. Ok. Avanza alle semifinal match. Ok, vabbè. Semifinali. Semifinali. Vai. Ok ciclisti, blocchi di partenza, ciclisti pronti, attenzione ai cancelli.
Vai, vogliamo la finale. Vogliamo la finale. Ma perché? Mamma mia. È dura, eh? Vai, vai, Cube, grande curva. Classica curva Cube indiana. No, brutto errore qua. Ai ai ai. Salto fantastico. Sono almeno tra i primi 4. Dai. Ottimo. No, mamma mia, siamo lentissimi adesso. Siamo ancora qualificati, ma sarà durissimo la finale. No, esternazzo puro. Godo. Stiamo rischiando. Stiamo rischiando. Fuori da tutto. Fuori da tutto. Fuori da tutto. Fuori da tutto. A questo punto dobbiamo assegnare le medaglie qua perché non abbiamo alternative, non abbiamo possibilità di vedere altro modo. Quindi l'Austria si becca un oro incredibile. Austria 0-0. Australia argento. Gli Stati Uniti, ok, yes, è sempre, c'ho bronzo. Ok. Non me l'aspettavo, sinceramente. Non me l'aspettavo di andare fuori addirittura in semifinale. Vai, BMX ancora. Però le dura, Beppe. Mamma se le dura. Mamma se le dura. Sono Olimpiadi veramente dure, Non sarà facile. Abbiamo ancora tante, diciamo, succose prove dove siamo forti, quindi sono tranquillo. Certo, non deve scappare United States of America. Ok, ciclisti, blocchi di partenza. Vai. Ciclisti pronti. Attenzione ai cancelli. Vabbè, primo turno lo passiamo agevolmente. Salto Primo, primo turno meraviglioso. Salto fantastico. Guarda che roba! Si gode, e si gode, e si gode. No, che roraccio. Perfetto. Vabbè, il primo turno passato agevolmente. Yuhu! Nuovo record. It's a new record. Vai. Semifinale, adesso siamo almeno arrivati in finale. Oh, ma che spoma, è durissimo. Che Olimpiadi, ragazzi. Che il cuore mi sta parlando delle Olimpiadi impestate. Semifinali. Semifinali. Vai. Ok, ciclisti, blocchi di partenza. Ciclisti pronti. Attenzione ai cancelli. Via! Vai. Vai, 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 vai. Ottimo Kume. Salto meraviglioso. Sì, ma sei stronzo però, Oh, mi arrivano sempre addosso. Ce l'hanno con me, ufficiale. Mamma mia, che schifo. Perfetto. Ancora. Oh, errore colossale. No, sto rallentando, perché? Però siamo in finale, Oh yes, baby.
Siamo in finale. Mamma mia. Siamo in finale, Beppe. Mi godo. Quanto godo. Lividine pure per il cubo. Vabbè, LT. Non abbiamo un'altra... Non mi hanno dato un'altra cosa. Finali. Ma dovrei avere però un altro suggerimento. Andiamo per sicurezza. Ok. No, vai. Vai. Ok, ciclisti. Blocchi Finalissima di delle Olimpiadi di partenza. BMX. Ciclisti pronti. Attenzione ai cancelli. Esce, che partenza! No, sono bestie, sono bestie! Sono bestie! Che forti che sono! Grande internazzo qua! Perfetto! Perfetto! No, questa è una merda, che ottimo, è finita, è finita. Salto perfetto. Niente, ma no, quando fa così lo ammazzerei. Sesto, che merda. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Nuovo record. Peccato. Vediamo le medaglie. Australia, oro, mamma mia. Un bel oro australiano, complimenti a loro. Trinidad e Tobago. Tobago entra con un bel argento. E Svizzera. No, no, i coglioni tutti insieme sono arrivati. Quindi 3 argenti. Incredibile. Svizzera, Norvegia, argento. Norvegia, argento. Pazzesco, Beppe. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ma ci becchiamo per le medagliere tra pochissimo. Ragazzi, Olimpiadi che sta entrando nel vivo con USA e Italia 15 ori, ma gli Stati Uniti stanno dominando perché hanno solamente 13 ori in più, cioè argenti in più, pazzesco. La Italia si fa sotto con 10 ori, l'Australia comunque a 6, Giappone 5, poi diciamo tutte le altre con Cina sempre comunque, dai, insomma non male, la Francia che tra le europee sta andando bene, rispetto chiaramente a una Germania e a una Russia che proprio insomma non ci sono in questo momento. Cioè la Germania la vediamo addirittura ancora senza nessun oro, cioè pazzesco, ragazzi. Crollo tedesco e crollo anche russo per il momento. Entrano la Svizzera, Trinidad e Tobago, quindi entrano l'appello anche altre nazioni. E niente fiori, c'è le Olimpiadi, è bellissima perché ce la stiamo giocando a oro e oro con gli Stati Uniti. Il calendario olimpico prevede per la giornata 7, appena finita la 6 con il BMX freestyle, settima ciclismo linea, uomini e donne, qua è un terno a lotto. Sollevamenti di pesi uomini e donne, qua siamo favoritissimi per 2 ori. Skit siamo favoriti anche qua per qualcosa di importante. Sincronizzato, ni, era da vedere, e tiro con l'arco individuale anche qua. Quindi 4 ori possiamo farle qua, sarebbe importantissimo, ragazzi, potremmo dare un bel segnale agli Stati Uniti. Va bene, raga, un saluto al comandante veneziano. Giornata 7 sarà bella e finalmente anche una giornata che può portarci grosse medaglie d'oro. E vi lascio con le medagliere. Alla prossima, ciao!